ciapani miante lasso più. 20 anni fuori sono veramente assai. Ringrazio lo Signore perché mi feci venire a Recca con l'aima a colori, passio per gli stati la mia città. Amici di Epoca Nostra Channel, buongiorno e bentornati sul nostro web channel su YouTube. Il vostro Alessandro Mampinella vi conduce una nuova puntata dell'Angolo dell'Artista, quest'oggi un po' particolare perché andiamo a parlare di un artista che purtroppo è scomparso 25 anni fa, e abbiamo qui gli eredi, che sono i figli, la dottoressa Giuseppina Galia, laureata in medicina e medico di medicina generale, e il fratello Giuseppe Galia, infermiere professionista. Entrambi insieme agli altri fratelli sono curatori delle opere che sono presenti del maestro Cristoforo Galia. Intanto li ringraziamo per essere qui oggi con noi. E la prima domanda che volevo porgere a loro era legata a un ricordo di chi era Cristoforo Galia come uomo, chi era Cristoforo Galia prima che pittore. Allora, intanto noi lo ricordiamo come genitore, come padre, ed è stato un padre eccezionale, al di fuori del normale, perché Cristoforo Galia era al di fuori delle righe, delle convenzioni normali. È un genio sicuramente sin dalla nascita e in quanto tale all'inizio non compreso. Vorrei ricordare un episodio avvenuto alle scuole elementari, cioè lui alle elementari era un ragazzo discolo che non rientrava nell'ordinario, quindi non era, e la maestra soffriva molto di questo fatto, tant'è che arrivato a un certo punto ha deciso di lasciarlo fare quello che voleva. Un giorno, mentre che facevo un dettato, la maestra l'ha visto più assorto del solito, perché normalmente distraeva, e dice: ma cosa sta facendo? Allora, in punta di piedi è andato piano piano a vedere cosa stesse facendo, e con meraviglia ha visto che stava copiando una moneta, aveva la moneta che c'era la testa del re, sì. E lui copiava questa moneta identica, in maniera perfetta. La maestra, che fino allora l'aveva considerato una specie di handicappato, sì, da lasciare andare così per quello che era. Invece da quel momento ha cominciato a capire che aveva davanti una persona veramente di un certo valore, allora praticamente lo faceva studiare facendolo disegnare. Allora lui, trovando questa espressione, il disegno come espressione, invece ha raggiunto proprio i livelli più alti, tant'è che poi la maestra in quinta elementare pregava il padre di farlo studiare, non c'erano i mezzi economici per poterlo fare, per cui è rimasto, diciamo, un autodidatta fondamentalmente. Quindi proprio era innata la capacità, l'arte era proprio nella sua indole. E poi, diciamo, come autodidatta continuò a disegnare, a fare schizzi. Quindi lei mi dà là alla seconda domanda, appunto, che è legata a come si è svolta la carriera artistica del papà, perché oltre che un pittore, sì, era anche un fine decoratore. Sì. Allora, chiaramente lui, non avendo i mezzi economici, come stavamo dicendo, cominciò a lavorare, e quindi andò alla scuola del maestro Pedone, che era un grande decoratore, e quindi a quella scuola lui cominciò ad affinare un pochino la sua indole. E poi cominciò a frequentare le scuole serali di arte e mestieri, che allora erano una fucina veramente di artigiani ad altissimo livello, e quindi questa è per apprendere un po' le tecniche di base. E alla scuola del maestro Pedone poi lui si è affinato, tant'è che ha collaborato al restauro dei soffitti del Teatro Garibaldi, che era un gioiello della vecchia Trapani, purtroppo è andato distrutto con i bombardamenti dell'ultima guerra. Insieme a Cristoforo Galia, tra l'altro, voglio dire, anche per inquadrare, sì, il periodo, noi parliamo della prima metà del 1900, sì, quindi che a cavallo prende il meglio di fine 800, quindi di questa arte, di questi grandi personaggi decorativi, artisti, artigiani, che praticamente dove finiva l'arte e cominciava l'artigianato, quindi si andava a bottega però mettendo un qualcosa di proprio, quindi dove venivano evidenziate dai singoli individui le qualità artistiche, quindi che andavano a braccetto con questo tipo di passione e di educazione all'arte che c'era nei primi anni del secolo.
E tra l'altro da questa grande passione che i figli nutrono per il lavoro che è stato del maestro Cristoforo Galia, nell'occasione appunto di quest'anno del 2012 che ricade il 25ennio della morte del maestro, dal 26 al 29 aprile si è tenuta a Trapani nei prestigiosi locali del Palazzo della Vicaria una mostra appunto legata ai quadri del pittore, che vedeva appunto quadri, vedeva anche pezzi di decorazioni e anche ho visto una videoinstallazione dedicata appunto a delle immagini legate al lavoro di Cristoforo Galia. È stata fondamentalmente un'esigenza per noi, il fatto di per sé mio papà le mostre le organizzava in un batter d'occhio. Per noi era la cosa un pochino più laboriosa, però c'era questa consapevolezza che noi abbiamo dei tesori di queste testimonianze di un pezzo di storia trapanese, di un artista di un certo spessore, e quindi il discorso si poteva cadere nel dimenticatoio, perché dopo 25 anni, voglio dire, che non c'è più una promozione, che queste opere non sono più portate alla vista dell'utenza, della cittadinanza trapanese, e oltre perché poi c'era la piattaforma di Erice che si apriva a un panorama internazionale. E quindi noi avevamo questa consapevolezza di avere questo tesoro a casa e di regalare, voglio dire, la visione, la conoscenza e il patrimonio culturale che Cristoforo Galia, come artista che faceva parte pure di un quadro ristretto ma abbastanza comunque corposo, che Trapani sapeva offrire questo lembo di Sicilia che sembra così in periferia, però voglio dire come fucina di arte, di testimonianze di un certo spessore. Sì, perché mantenere la memoria soprattutto di artisti del calibro di Cristoforo Galia e tanti altri è importante, soprattutto anche oggi abbiamo la possibilità anche tramite internet di portare a conoscenza delle opere di questi artisti, che poi tra l'altro sono un vanto per quello che è la città di Trapani, ed anche un plauso va all'amministrazione comunale vecchia e anche nuova che si è insediata da poco, che sicuramente si stanno spendendo e si sono spesi negli ultimi anni per la diffusione della cultura, poi della pittura, della fotografia, della poesia, perché giustamente noi come epoca nostra sappiamo molto di quello che sono le manifestazioni poetiche che ci concedono di organizzare nei locali del comune, e quindi un grande applauso va ai nuovi politici della città di Trapani. La disponibilità l'abbiamo trovata effettivamente, poi d'altro canto sono delle cose che fanno un gran bene, ma tra virgolette a costo zero, nel senso che appunto intanto non c'era alcun fine di lucro, quindi c'è l'idea nobile, infatti noi ci siamo orgogliosi insomma di questo, di portare una pennellata, tra virgolette rimanendo in tema, di cultura, di belle cose, appunto alla conoscenza della comunità trapanese. E quindi chi non ha avuto la fortuna di poter assistere a questa mostra può godere, anche se in parte giustamente perché in maniera virtuale, sul sito internet www.cristoforogalia.it delle opere di questo pittore trapanese. Ci sono delle note biografiche, ci sono delle fotografie dei quadri, di alcuni lavori appunto decorativi, e quindi sicuramente vi consiglio di andare a vedere questo sito internet, che tra l'altro è molto ben curato. Volevo chiedere un'altra cosa, dottoressa. Noi parlando l'altra volta durante appunto la mostra, ho sentito dalla sua voce di un piccolo aneddoto legato a un quadro che suo padre aveva realizzato su commissione. Sì. E allora il discorso è che, a parte l'artista era proprio eclettico, quindi andava dai paesaggi alle figure, allo studio del classico, per cui non c'era nessuna difficoltà nelle cose, quindi molta gente chiedeva i ritratti, però il ritratto portando la foto. Fare un ritratto da una foto è un po' difficile, perché la foto non dà mai l'espressione viva che può dare fare un ritratto dal vivo. Però nonostante ciò è stato commissionato un ritratto da una foto per una persona defunta. Quando il quadro è stato realizzato e quindi il commissionante è venuto a vedere il quadro, è rimasto impressionato dalla
dall'aspetto vivo che aveva la persona, tanto da non riuscire a portarselo a casa perché era così vivo che si impressionava e non riusciva a tenerlo a casa. E quindi questo quadro è stato per un po' nello studio di mio padre. La persona veniva, lo guardava, però non riusciva a portarselo a casa perché aveva questa espressione, gli occhi vivi, gli occhi che sembrava che fissavano. E quindi questo quadro è rimasto per un po'. Poi è successo che mio padre è morto e il quadro è rimasto a noi e noi un po' egoisticamente non abbiamo più voluto darlo indietro. Certamente, me lo e immagino. Quindi rimane nella nostra memoria. Certo, immagino. Un altro metodo che mi piace raccontare, questo sulla mia pelle, nel senso che l'ho vissuta, ero ragazzino, io trascorrevo diverse ore nello studio quando lui dipingeva, mi piaceva, ero affascinato da queste cose perché questo la dice lunga sul fatto che si nasce con determinate caratteristiche. Cioè, io malgrado abbia convissuto con papà vedendolo in mezzo ai quadri, vederlo dipingere, purtroppo per esempio io non so tenere il pennello in mano, quindi è una cosa, sono uno dei primi estimatori. Mi raccontava una volta che cimentandosi a fare pure un viso di un satiro, di un Bacco, che tra l'altro questo fa parte, forse c'è la testimonianza fotografica di questo quadro. Ecco, lui dipingendo a distanza di 10-20 cm dalla tela, man mano andava perfezionando lo sguardo, la vista, gli occhi di questa persona, praticamente come se interagisse con la tela, e ha dovuto smettere una volta, me lo raccontava, infatti mi vengono i brividi a pensarci, mi diceva queste parole che ancora mi risuonano nelle orecchie, dice io mi sono impressionato a guardare questa persona che prendeva vita e quindi questi occhi che praticamente mi fissavano all'interno, quindi c'era un trasporto dalla tela e questo poi si entra nella genialità, secondo me. Sì, un grande dono. Qualcosa che non si può né trasmettere, o ce l'hai o non ce l'hai, insomma, si entra in questo tipo di cose. Un grande dono che sicuramente il maestro Galia. E questo erano le tele, poi c'erano le opere, i grandi restauri, i soffitti, le volte, gli affreschi, c'è Trapani, la città di Trapani, il lato barocco, il lato quello classico è disseminato di esempi di impronte dove è passato Cristoforo Galia. Una per tutti, ed è di prima acchitto, così basta Palazzo Milo, via Garibaldi, sede della Sovrintendenza dei Beni Culturali. Quando si entra dalla via Garibaldi, lo stemma dei Milo, praticamente ripreso allora poi dal maestro Pappalardo, musicista di grande cosa. Questa è opera realizzata interamente da Cristoforo Galia, ed è firmata. E in basso allo stemma c'è la firma di Galia, in scanso di equivoci, perché nei testi non è riportato la paternità di quest'opera, ecco, quindi così a scanso, a futura memoria. E quindi un grande carisma, un grande dono che ha ricevuto Cristoforo Galia, che durante tutta la sua vita ha messo in pratica e ha sviluppato in maniera egregia. Quindi vi ricordo che potete andare a visitare il sito internet www.cristoforogalia.it per ammirare le opere di questo pittore trapanese. E in chiusura, prima di salutarvi, volevo lasciare parola alla dottoressa Galia per un appello che voleva lanciare alle persone che ci seguono e che possono avere a casa dei quadri appunto del padre. La mostra è stata organizzata per ricordarlo, però noi vogliamo ci tentiamo fare un catalogo delle opere. Il catalogo delle opere presuppone avere una conoscenza di tutte le opere che ci sono in giro, quindi noi abbiamo conservato una buona parte delle opere, però molte sono a casa di privati, e quindi noi vorremmo la collaborazione delle persone che hanno dei quadri firmati Cristoforo Galia, portarli a nostra conoscenza o tramite il sito internet o tramite un numero di telefono, delle mail, perché abbiamo bisogno di fare il catalogo richiede tempo e collaborazione, quindi lanciamo questo appello a tutte le persone o che sono a conoscenza o che hanno dei quadri a casa, di farcelo sapere. Sì, e poi tra l'altro è pure facile, perché basta inviare un file, basta una foto, e noi oltretutto c'è pure una gratificazione, c'è un feedback di Cristoforo Galia si trova pure su Facebook.
Infatti, ecco, c'è pure questa. Abbiamo una pagina Facebook di Cristoforo Galia, benissimo. Quindi con questo appello che la dottoressa Galia ha lanciato per la catalogazione delle opere del maestro, chiudiamo questo appuntamento dell'angolo dell'artista. Ringraziamo la dottoressa Galia, Giuseppe Galia per essere stati ospiti qui con noi e lanciamo l'appuntamento alle prossimi appuntamenti, non prima di aver ricordato che potete contattarci all'indirizzo internet a.pampinella@libero.it per qualunque informazione, per qualunque contatto con la nostra redazione, e vi ricordo naturalmente anche sempre il nostro sito internet che è www.epucanostra.it e il sito internet della nostra casa editrice, dove potrete trovare tantissimi bei libri sulla nostra vetrina online e che potete contattare eventualmente siete interessati a pubblicare una vostra opera letteraria. Quindi vi ricordo il sito www.edizionidrepano.it. Non mi resta che salutarvi dal vostro Alessandro Pampinella, una buona giornata e alla prossima.